Iniziamo questo incontro con una preghiera che si intitola Popolo di Dio, ascolta la parola. Popolo di Dio, ascolta la parola, è il tuo Signore che parla con te. Ascolta, ascoltalo, come la neve che scende giù dal cielo, copre da terra da poco seminata, così la mia parola copre e custodisce la speranza. Popolo di Dio, ascolta la parola, è il tuo Signore che parla con te. Ascolta, ascoltalo, come la pioggia che scende giù dal cielo, non vi ritorna senza aver rigato, così la mia parola bagna e feconda la speranza. Popolo di Dio, ascolta la parola, è il tuo Signore che parla con te. Ascolta, ascoltalo, come la luce che splende su nel cielo e poi colora di festa l'universo, così la mia parola illumina di gioia la speranza. Popolo di Dio, ascolta la parola, è il tuo Signore che parla con te. Ascolta, ascoltalo, ascolta, ascoltalo. Ascoltiamo il Vangelo di Giovanni al capitolo 11. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e Marta, era malato. Le sorelle andarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato, è infermo. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porta alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella Maria e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. E poi soggiunse: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Arrivata, disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella resurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che deve venire nel mondo. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in un pianto dirotto. Dissero allora i giudei: guarda quanto lo amava. Allora Gesù, ancora commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse:
togliete la pietra. Gli rispose Marta: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che tu mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati dalle bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse: Slegatelo, lasciatelo andare. Continua la catechesi di Giovanni in preparazione alla Pasqua, il passaggio. Abbiamo visto buio, luce, il cieco. Oggi vediamo morte, vita, Lazzaro. Ma quando la vita è veramente vita? Quando la morte è veramente morte? Ma oltre la morte ci sarà la vita? Domande grandi che toccano un nervo scoperto. Gesù annuncia che la parola ultima non sarà la morte, ma la pienezza della vita. La vita vincerà sul male perché è espressione di Dio che, avendo contemplato se stesso, lui, vita, ci ha donato la sua stessa vita. Non dimentichiamo, noi siamo a immagine e somiglianza di Dio. Ma ora prendiamo in considerazione alcuni aspetti. Lazzaro viene chiamato amico di Gesù, colui che Gesù ama. Marta e Maria fanno sapere all'amico Gesù: colui che ami è infermo. Non dicono Lazzaro è infermo. Bellissima questa confidenza. Gesù era di casa. La prima riflessione: Gesù è di casa nella nostra casa. Ho confidenza con Lui. È partecipe della mia vita. Sono domande che hanno bisogno di risposte esistenziali. In questo periodo abbiamo molto tempo. Prendiamoci spazio utile. Non sprechiamo a lamentarci, a ubriacarci di 1000 distrazioni inutili. Diamo valore a questo poter non fare nulla. Mandano a chiamare Gesù. Hanno tentato tutto. Lazzaro è infermo, non riesce a stare in piedi, non è autosufficiente. Il male lo fa vacillare, cadere, rischia di morire. C'è ancora una cosa che ci manda in crisi. È il dover dipendere dagli altri. Non capiamo più niente quando arriva questo. Molto bello invece l'atteggiamento d'amore delle sorelle, che si assumono la cura per guarire il fratello. Non chiamano subito Gesù. Tentano tutto il possibile, con tenerezza, con affetto. Quante volte ci scoraggiamo di fronte al male. Magari imprechiamo, andando alla ricerca delle soluzioni magiche o miracolistiche, invocando santoni o forse anche Dio come mago che risolva i problemi, perché non abbiamo tempo per prenderci cura di noi stessi e degli altri. Uno dei verbi della dignità della vita è prendersi cura. Tutti ci auguriamo di fare l'esperienza che quando saremo nel bisogno qualcuno si prenda cura di noi.
La prima medicina per il malato è la tenerezza. Non ci mancano certo le occasioni. Malati, anziani, bambini, poveri, l'elenco è infinito. Siamo diventati troppo adoratori del nostro ego. Proviamo a togliere dal vocabolario quando sto bene io, stanno bene tutti, ma siamo veramente sicuri? Basta essere attenti a ciò che siamo, vivendo queste settimane, dove impariamo e stiamo imparando che la mia salute dipende dalla salute degli altri, la salute degli altri dipende dalla mia salute. Cerchiamo di non dire bestemmie. Ma torniamo alla storia. Lazzaro muore perché Gesù non è andato. Gesù dice che si è addormentato e andrà a svegliarlo. È come se dicesse a Lazzaro: caro amico, riposa dopo la grande lotta contro il male. Non ti preoccupare, c'è un nuovo sole e io lo accenderò per te, amico mio. Dormi, riposa, aspetta, abbi pazienza. Ciò che era deve andarsene per far spazio alla novità. Accetta di essere chicco di grano, che piantato nel buio della terra muore a se stesso per diventare spiga matura e poi pane fragrante sulla mensa della vita e della fraternità. Pensiamo quante volte siamo addormentati per stanchezza a rincorrere ciò che non avremo mai, per non ascoltare il grido della sofferenza, per noia. Lazzaro è nel sonno della morte, ma non è alla conclusione della vita. Marta corre incontro a Gesù. Non vuole attendere un istante per dire la sua disperazione e anche la sua rabbia. Se tu fossi stato qui, non sarebbe morto. Quante volte un possente grido si alza verso il cielo che rimane muto. Un grido inascoltato e indifferente al dolore e alla morte. Marta, dopo lo sfogo del rimprovero, attinge a piene mani nel cuore dell'amico Gesù e professa: so che qualsiasi cosa tu chiederai al Padre, egli la farà. Che bella questa confidenza, imparata a frequentare Gesù. Lei, donna delle cose concrete, ottima cuoca, capace di mettere a proprio agio gli ospiti, donna delle relazioni sincere, donna, amica, sorella di quel Gesù che è in contatto con Dio. Saremo capaci noi di accogliere Gesù come ospite gradito e amico di casa nostra? Gesù scoppiò in pianto. Mi piace molto questo passo di Giovanni, è molto umano. Gesù non piange, scoppia in un pianto dirotto davanti alla tomba dell'amico. Egli piange rendendosi solidale, perché Dio ha un cuore come il nostro, o meglio, noi abbiamo un cuore come il suo. E allora, amico, vieni fuori dal buio, è tempo di resurrezione. Voglio credere alla forza della vita, che è più potente della morte. Voglio credere all'uomo costruttore di un mondo bello e vivibile. Voglio credere alla vita, che è caparbiamente più forte della morte. Voglio credere all'amore, che può fare miracoli prendendosi cura del bisognoso, e voglio credere al mio amico Gesù, che nell'avventura del vivere mi accompagna con discrezione, senza gli effetti speciali. Se anche tu credi a questo, c'è una chiamata per te. Vieni fuori, vivi, affronta
le nuove inaspettate avventure dell'amore. La vita è un dono da accogliere, custodire, coltivare e poi renderlo, regalarlo. Per noi uomini figli di Dio, il posto non è il buio, ricordate il cieco, ma la luce. Non è la morte, Lazzaro, ma la vita. Ma Gesù non viene capito. Da chi non vuole accettare che la morte non è l'ultima parola. Di chi ha stabilito religiosamente o politicamente come le cose devono andare. Per questo non accetta un Dio che va controcorrente, non giudica, non condanna, non te la fa pagare, non ti annienta, ma ti ama come figlio, come amico. Lazzaro si sveglia e ci invita a cambiare rotta. Se saremo seminatori di vita bella e vivibile, non moriremo. Stiamo constatando in questi giorni che così come siamo messi non può andare e non si può vivere. Allora, tutti, in questo stop obbligatorio e sopportato, prendiamoci tempo di silenzio orante. Riscopriamo la bellezza del vivere e del condividere. Passato l'uragano, non vogliamo tornare al tram tram banale di prima, spersonalizzante il nostro Dio, quello mostrato da Gesù. È colui che costruisce storie d'amore, di amicizia, di vita bella. Questo è il Dio che io amo. Padre, madre, fratello, amico, che di fronte alle logiche sataniche del male prende sempre le mie difese e sta sempre dalla parte mia, perché sono il suo capolavoro d'amore. Buona risurrezione e buona Pasqua. Ed ora concludiamo con un canto, Viviamo per te. Sulla terra, bagnati dal tuo amore, viviamo per te, oh Signore, viviamo con te, oh Signore. Un giorno sei venuto, fratello, in mezzo a noi, hai raccontato del regno del Signore, che terra buona ed accogliente per la tua parola, Signore. Piantati sulla terra, bagnati dal tuo amore, viviamo per te, oh Signore, viviamo con te, oh Signore. Poi un triste giorno sei morto sulla croce, soffrendo come noi e forse anche di più. Tu hai perdonato aprendo le tue braccia, segno del tuo amore, Signore. Piantati sulla terra, bagnati dal tuo amore, viviamo per te, oh Signore. Nostro mondo c'è fame, guerra e morte. L'uomo del 2000 ancora non comprende e prende il nostro cuore che piange nel dolore
per te.